La polemica è sulla discriminazione uomo-donna, ma poi c'è tutto il problema dell'inserimento degli extracomunitari nella zona. Insomma. Il problema grosso è l'incontro di due mentalità, di due mondi. Lei ha voluto rispondere pubblicamente a Eric Pretto, che cosa gli ha voluto far sapere? Volevo dire al signor Eric Pretto che prima di parlarne deve informarsi bene sul fatto che questa non è una discriminazione, questa piuttosto è per rispetto verso le donne, per la privacy delle donne, che chiede l'Islam di una separazione durante la preghiera. Momenti come questi dove ci sono guerre in atto, dove c'è gente che muore e altro, e discriminazioni verso donne, verso razze, non è giusto, non è bello. Quindi il più è inglobare, più che dividere. Si sente in qualche modo schiacciata, ecco, non rispettata? No. Uomo, rispettare sempre donne, prima periodo è rispettare la mia religione, sì. Io no, la mia opinione non accetterebbe questo fatto, ma la loro sì, quindi io rispetto il loro modo di vivere la religione. Se io ragiono da donna occidentale ovviamente non accetterei questo, ma penso che loro stesse lo accettino perché fa parte della loro cultura, della loro religione, cosa che invece noi non potremo mai accettare. E quindi è giusto che venga attuata anche in questi modi in Italia, con i nostri... Ecco. Ma secondo me da donna e per una donna assolutamente no, assolutamente no. Quindi per lei chiederebbe che si adeguassero anche durante i riti religiosi? Chiederei sì che si adeguassero, ma non credo che questo venga accettato perché fa parte della loro cultura, della loro religione, sono tradizioni molto difficili da eradicare. Penso che non sia giusto qui in Italia portare avanti queste manifestazioni che sono contro la nostra cultura, contro anche il nostro modo di vivere conquistato in tanti anni. Per cui ecco, e poi sembra tanto brutto proprio a prescindere delle donne messe in un recinto e lasciate separate dagli uomini, non la trovo una cosa bella.